Si dice che a Betlemme è sempre Natale, ma anche ad Agrigento l'atmosfera non cambia neppure a gennaio inoltrato. Tutti gli anni è così. Anche quest'anno in giro per la città si vedono ancora i negozi con le luminarie, le stelle comete ricche di luce e tanti altri oggetti natalizi. Insomma, per gli agrigentini la festa, almeno dal punto di vista delle immagini, si trascina ben oltre la ricorrenza. Per dimenticanza o forse per una strana abitudine dura a morire, ma se lo fanno i privati come i commercianti, diventa notizia se a farlo sono anche le istituzioni, nel nostro caso il comune di Agrigento. Ebbene, in piazza Marconi, a ricordare il Natale del 2016, è rimasto il maestoso albero addobbato e illuminato. Così, mentre è ancora possibile vedere, in modo particolare al villaggio Mosè, diverse attività commerciali con gli addobbi e le luci natalizie nelle vetrine, in centro si offre la possibilità a chi era magari fuori sede a Natale di godersi il maestoso albero fatto arrivare, lo ricordiamo, dal Monte Cammarata.